Soldi in nero per finanziare la campagna elettorale delle regionali del 2005. L'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan tira in ballo gli imprenditori. Lui i soldi li avrebbe presi solo per correre per la poltrona di presidente, dice. La sua segretaria Claudia Minutillo se li sarebbe invece intascati. Una decina gli imprenditori chiamati in causa, tra cui i trevigiani Carlo Archiuti, fondatore di Veneta Cucine, e quello di Geox Mario Moretti Polegato. 200.000 euro dal primo, 20.000 dal secondo. E poi Angelo Gentile, patron del porto turistico di Jesolo, il padovano Giovanni Zillo Montexillo, Rinaldo Mezzalira, Mario Putin, Ermanno Angonese, Gianni Roncato, Piero Zannoni e Andrea Mevorac. Archiuti, già senatore di Forza Italia, cade dalle nuvole. Mi ho letto sul Gazzettino e mi dico la verità che sono stato proprio paralizzato quando ho letto. Io ho detto, vi dico solo questo, se il Galan in un momento, per l'amor di Dio, difficile pensa di difendersi in questo modo qua, penso che abbia sbagliato tutto. Comunque, questa sia la sua linea offensiva, io la rispetto. Nel mio caso non corrisponde al vero. Questa è la realtà. Da anni, dice, non ha più contatti con Galan. Quando ho finito la mia legislatura, poi non ho più avuto rapporti. Io sono stato senatore fino al 2005, sicché parliamo prima del 2005. Chiamato in causa anche il patron Geox Mario Moretti Polegato, che definisce destituito di ogni fondamento il suo coinvolgimento da parte di Galan. Nessun finanziamento in nero, afferma, aggiungendo che si riserverà di dare corso a ogni iniziativa del caso per la tutela della sua onorabilità.